Sono scesi fino al Sant'Artemio per ottenere le aule dei prefabbricati così che tutti gli iscritti vengano accettati a scuola. È la singolare vicenda della sede staccata dell'alberghiero Maffoli a Montebelluna, che ha circa 70 richieste di frequenza al primo anno almeno per 3 sezioni ed invece con l'attuale struttura può accettare solo studenti per un solo corso. Così al momento c'è stato un sorteggio e gli esclusi non hanno alternative, o un altro istituto o iscrizione nelle altre sedi dell'alberghiero, ovvero Villorba, Castelfranco, Vittorio Veneto, in quanto Crespano al momento non è operativa e gli studenti sono ospiti dell'Evi a Montebelluna. Per genitori e studenti esclusi però l'alternativa sarebbero i prefabbricati dismessi lo scorso anno, per i quali però hanno ricevuto un sonoro no dal presidente della provincia Stefano Marcon, al quale hanno risposto oggi con una manifestazione e un incontro dove però si è presentato il consigliere delegato Domenico Presti. Chiediamo appunto che questa scuola non muoia e che debba rimanere e che le classi ci debbano essere, perché con 2 classi quinte uscenti è giusto che nella nostra scuola di Montebelluna ci siano 2 classi prime, in modo che questa scuola non muoia, perché se muore una scuola muore una società. C'è la possibilità da parte del preside Toffano, che ha dato come disponibilità, di far utilizzare alla preside Fusaro l'aula che oggi è per gli insegnanti e di far piegare questi all'interno della biblioteca. La risposta definitiva la si avrà lunedì, perché lunedì pomeriggio era già previsto un incontro, dopo l'incontro deve una risposta comunque conseguenziale, comunque quelli che sono i problemi del Mafioli. A Crespano dovrebbe ritornare nuovamente il Mafioli come sede ovviamente in pianta stabile, ma per il momento rimangono dove sono, perché gli edifici sono a provincia, quindi il Mafioli in questo momento rimane all'interno dell'Evi dove è ospitato e deve ovviamente, a mio avviso, prendere atto che ha già un'aula disponibile per le prime del prossimo anno.